E per tutta la settimana dunque ci siamo occupati di autobus sovraffollati, ma l'altro lato della medaglia ci viene proposto da Valstagna, che invece fa di tutto per portare i suoi piccoli studenti a scuola a piedi. Tutti a scuola a piedi ma in sicurezza. In attesa del polo unico scolastico, quello che si spera in Val Brenta possa essere realizzato ristrutturando l'ex magazzino tabacchi di Carpanè, c'è chi, come i piccoli centri, possono ancora permettersi di far arrivare a scuola i propri bambini senza pericoli e soprattutto a piedi. Nessun problema di autobus affollati, al massimo le difficoltà riguardano strade, auto e maltempo. Pericoli contro i quali a Valstagna saranno spesi 65.000 euro per mettere definitivamente in sicurezza il tragitto che porta gli studenti del centro alle elementari e alle medie cittadine. Sostituiamo praticamente l'attuale parco giochi e strutture con nuove, moderne e più attrezzate, e in quell'occasione realizzeremo anche un percorso ciclo pedonale che collega il marciapiede proprio che è di fronte al parco giochi e lungo il lato esterno verso il Brenta, il cortile delle scuole elementari, così si permette ai ragazzini che escono dalla scuola di non scendere nella strada comunale, che è purtroppo tanto trafficata, e scendere a piedi lungo il percorso che andiamo a realizzare e collegato col marciapiede che porta alle abitazioni. Nell'ambito dei lavori pubblici realizzati e in corso di realizzazione, lavori come questi aiutano a tenere i piccoli a contatto con la realtà del paese, creando zone attrezzate nelle quali relazionarsi in sicurezza e lontano dai pericoli.